Signora è sconvolta. Sì, sono sconvolta perché erano due persone molto tranquille, molto socievoli, solari e a disposizione se avevamo bisogno noi di qualcosa e a volte ci chiamavano se avevano bisogno loro, però questa cosa qua mi sconvolge perché non pensavo una cosa simile. Buoni vicini, persone disponibili, così una residente di Via Prati. In questa villetta in ristrutturazione Giada Zanola e Andrea Favero si erano trasferiti alla fine del 2022. La bici del bambino, un gioco nel giardino, i due cani che abbaiano. Tutto all'apparenza silenzioso e normale, una vita che anche i vicini raccontano così. Ho mai sentito litigi, giocavano col bambino, con i cani, avevano anche loro amici che giravano, per cui questa cosa mi ha sconvolto, ecco, che devo ancora riprendere. Un mazzo di margherite bianche e gialle sul cavalcavia, una vicina a portarle in ricordo di Giada Zanola. Nel frattempo la notizia corre veloce. Oh mamma mia, è questa cosa nuova sul serio? Ma non ne so niente. Siamo qua attorno, non conosco anche e cambia sempre famiglie, persone, Una disgrazia. una disgrazia grande. Ma io non si sa se si è avuto giù, e so dire così, ma che sia sta proprio io. Io non li conoscevo personalmente, ecco. Deve passare. E a volte sì, con il cane magari passeggiavano con il bambino. È stato fermato. Ho sentito, però non saprei, cioè una cosa troppo brutta e non saprei nemmeno cosa dire, ecco. E mi dispiace soprattutto per lei e per il bambino che adesso è da solo, senza genitori.